Non è vaccinato e viene escluso dal corso formativo per strutture sanitarie. In pratica un tirocinio per aspiranti infermieri. Ed è un giovane iscritto al terzo anno di infermieristica dell'Università di Palermo, al centro della vicenda, il quale ha presentato ricorso per sapere se la sua esclusione sia anticostituzionale. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha disposto una istruttoria per valutare la questione, sollevando diversi interrogativi. Ricordiamo che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento è diretto non solo a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri. Sempre l'articolo 32 esprime chiaramente il diritto alla salute della singola persona, anche nel suo contenuto di libertà di cura, con il coesistente e reciproco diritto delle altre persone e con l'interesse della collettività. Un interesse che un infermiere deve assolutamente tutelare. Qualcuno dirà che ci sono anche medici non vaccinati e addirittura Novax. La risposta è che per i sanitari gli ordini provinciali, compreso quello di Agrigento, stanno provvedendo alla cancellazione di tutti coloro che non intendono vaccinarsi. Sarebbe davvero assurdo che qualcuno presentasse ricorso. Di fronte alla guerra a cui ci ha costretti il virus, vicende come quella raccontata sembrano assurde, ma esistono. Ed è proprio per tutelare tutti gli altri che bisogna trovare una soluzione definitiva, perché la salute in questo momento non ha bisogno certo di avvocati.